Quindi passo la parola al sindaco del comune di Castelfranco e presidente della provincia di Treviso, Stefano Marcon. Grazie a tutti e benvenuti qui. Non siamo a Castelfranco, mi dispiace, ma la normativa Covid, le attenzioni che dobbiamo porre a questo momento particolare ci fanno trovare qui. Comunque non viene meno la stima e l'affetto nei confronti di Matteo, che è venuto a trovarci, di Luca e di tutti voi militanti, sostenitori, semplici cittadini che siete qui a sostenere la mia candidatura. Grazie ancora, fatevi un applauso, ve lo meritate. Luca, grazie di essere qui ancora con noi un'altra volta. Mi associo a te negli auguri che facciamo al tuo competitor che è stato colpito dalla positività del Covid, e bravo perché hai sospeso oppure hai dato disponibilità a limitare la campagna elettorale. In questo caso l'abbiamo fatto anche a Castelfranco Veneto e è successo un casino galattico. Per chi è di Castelfranco e che ha seguito la questione è successo un casino cosmico, ma non importa, è un atto nobile che fa bene alla politica. Approfitto ancora della tua presenza perché l'ultima volta che sei stato qui hanno detto che Marcon rispetto all'ospedale prono a Zaia, che sull'ospedale abbiamo fatto qua, abbiamo fatto là. Io dico grazie, perché quando si parla di sanità nel Veneto e si cita Luca Zaia, io penso che se qualcuno ne parla male non abbia consapevolezza che la sanità veneta è la migliore d'Italia ed è tra le migliori d'Europa. Quindi dico ai castellani, dateci fiducia, datecela ancora, anche perché rispetto all'ospedale sappiamo che possiamo fare meglio, si può sempre fare meglio nella vita e qualche ragionamento l'abbiamo fatto, vedrete che dopo il 20 di settembre per l'ospedale di Castelfranco Veneto qualche positività arriverà ancora, quindi grazie. Dico ai cittadini di Castelfranco, abbiamo cominciato le riunioni, gli interventi, le uscite sulle frazioni e ci ha dato modo di ricordare che cosa abbiamo fatto in questi 5 anni a Castelfranco Veneto e ne abbiamo fatte diverse di cose. Abbiamo fatto un macro intervento in ogni frazione, abbiamo avuto visione per la riqualificazione del patrimonio pubblico, le 2 torri sono l'esempio che cito sempre. L'ultima ciliegina rispetto alla scuola, per esempio, è la riqualificazione del padiglione L all'ospedale grazie alla filiera con la Regione. Io penso che come provincia a Castelfranco Veneto daremo una risposta al sistema scuole che sarà a modello in Italia, perché oltre a quello di Castelfranco abbiamo quello di Treviso. Vedo il sindaco Mario Conte, che ringrazio di essere qui a sostegno della candidatura, che darà una sistemazione alle secondarie di secondo grado in forma stabile al termine della pandemia. Credetemi, è una visione un po' lunga e l'abbiamo fatto in prevalenza con soldi nostri, perché i soldi che ci ha dato il governo erano finalizzati ad interventi che fossero già su immobili già iscritti all'anagrafe scolastica. Quindi se tu te vai, quando gli dice riqualifica questo, va sul teatro, noleggia o affitta un posto, tutte frottole. Se si fa, lo si fa con soldi nostri. Quindi anche questo è un tema che voglio mettere in evidenza da presidente di provincia. L'attività amministrativa, gli indirizzi della Lega sono sempre stati il nostro faro. Io ricordo, insediato 5 anni fa, appena eletto, ancora prima di fare il primo consiglio, sono arrivati 21 clandestini a Castelfranco Veneto. La prima ordinanza che ho fatto è stata quella dello sgombero e da quel momento lì a Castelfranco Veneto non abbiamo più avuto minacce. Oggi, visti gli sbarchi come stanno continuando, a me viene in mente quel detto latino che mala tempora current, con latino è un po' come lì. Current, grazie, abbiamo il filosofo, un applauso a Marzio, filosofo, che mi aiuta. Quindi dobbiamo tenere alta la guardia, ma così come 5 anni fa a Castelfranco Veneto per i clandestini non ci sarà posto. Siamo già impegnati a dare servizi anche a quegli oltre 4.000 cittadini che castellani non sono, ma che sono residenti a Castelfranco Veneto e quindi alla pari degli altri avranno risposte ai loro bisogni. Con questo spirito, con una squadra come quella che vedete qui, come quella dei consiglieri, come quella dei parlamentari, quindi con una filiera corta per quel che concerne Castelfranco Veneto, io mi ripresento e mi candido a governare la città e sono sicuro che con il supporto di cotanta
presenza, con supporto della regione. Luca ha detto te sei un mastino che l'altra volta, è un bel modo per non dire che ti sei un rompicoglioni qualche volta, è vero. Però serve perché ognuno quando amministra tende a soddisfare i bisogni dei propri cittadini e lui ne ha di più di me, perché lui ne ha 5 milioni, io ne ho 33.000. Immaginate se gli davo del trota, cazzo. Grazie Luca. Allora un in bocca al lupo a tutti voi. Castelfranco Veneto ha bisogno di tutta questa filiera, ma ha soprattutto bisogno del voto dei castellani. Non bisogna dare per scontato nulla. I voti bisogna andarseli a prendere, bisogna incontrare i cittadini, li dobbiamo ascoltare, dobbiamo convincerli della bontà del nostro programma. Abbiamo delle armi, abbiamo del bottino in saccoccia e chi è di Castelfranco e avrà modo di seguirci in questi ultimi 15 giorni lo vedrà. Quindi con lo spirito dell'essere concreti, dell'essere vicini ai cittadini, di saper far sintesi e di decidere, perché l'importante quando si amministra è decidere e quando decidi si può sempre far meglio, qualcuno ti critica. Però io il bicchiere lo vedo mezzo pieno e con questo spirito mi ripresento al fianco, mi ripeto, di una squadra eccezionale e al servizio dei castellani. Viva Castelfranco Veneto, viva la Lega, viva il centrodestra! Grazie al nostro sindaco di Castelfranco e presidente della provincia Stefano Marcon.